Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico e soprattutto buon 25 aprile. Siamo in diretta dal Giovanni Aloisio di Misilmeri per raccontarvi la sfida tra Don Carlo e New Eagles 2010. Colui che sta portando in questo momento palla va in verticale da Sheriff, che ha compiti di svariare su tutto il fronte offensivo, su tutta la tre quarti. Bella, intanto la giocata quasi a memoria di Arrigo, che permette a Don Carlo di arrivare in area e creare questa grandissima occasione da gol. Buono il pallone di Pellegrino, meno la conclusione di Virzi, che ancora una volta ha avuto lui l'opportunità per sbloccarla, ma la palla è andata fuori dal gioco Spano. Sempre il 4 pressato da due avversari, non c'è fallo e quindi si prosegue. Sheriff dal limite, salta un avversario, ancora Sheriff, allarga da Pellegrino che può andare al cross. Deviazione provvidenziale di Pintagro, che non è riuscito a bloccare, con Sheriff libero di agire. Alla fine Romano predilige il cross che diventa un tiro e il pallone si insacca al minuto 14 sul cronometro. Il risultato di 1-0 è cambiato il parziale al Giovanni Aloisio. La rete firmata da Arrigo, centro numero 7 in questa stagione. Leggia Don Carlo Misilmeri con il play in mezzo ai due centrali. E allora Virzi, c'è spazio da prendersi. Il pallone per Arrigo, che apre ancora una volta da Sheriff, può andare l'1 contro 1, va sul destro, la finta, mette a sedere l'avversario Sheriff col mancino. Palla fuori, altra opportunità per raddoppiare. E quindi calcio d'angolo. Battuto sul primo palo! E il gol di Romano, che fa 2-0 dalla bandierina. L'ha fatto Romano. E qui grandi colpe per il portiere Pintagro, che non è riuscito a respingerla fuori dalla porta, e bacio verso la tribuna per il numero 8 biancorosso, che ha fatto un grande gol. La concentrazione per chi conduce. Aloisio, la palla per Pellegrino che crossa, doppio salvataggio in area di rigore, ma Don Carlo lì va a staccare di testa il capitano dei biancorossi. Poi Romano col petto addirittura e pensa anche alla conclusione. Doppietta di Romano, è uno show questo match a Giovanni Aloisio di Misilmeri. Stop di petto al volo e conclusione spettacolare, pescato fuori dai pali Pintagro, e 3-0 al minuto 28. Si gioca Romano, facile facile per Sheriff, che adesso fa il trequartista in verticale per Pellegrino davanti alla porta. La sfera è uscita di un nulla ad un passo dal 4-0 invece per i padroni di casa. Occhio però al New Eagles, che si propone forse per la prima volta in avanti con un certo tasso di pericolosità. La conclusione da fuori, la prima, l'abbiamo chiamata da parte di Buttà, ma è riuscita a distendersi puntualmente Chinnici a bloccare. Pellegrino salta un avversario, accelera, ancora Pellegrino, prova il tiro col destro in due tempi. Stavolta riesce a tenere la porta Pintagro. Il tocco arriva comunque, Sheriff col destro, traversa! E per colpo di testa di Pellegrino sul fondo. Traiettoria spettacolare di Sheriff, che non è riuscito però a punire Pintagro. Don Carlo non riesce a prenderla, quindi contropiede, che non si innesca. Tomarchio ne regala un altro a Minolo. Prova ad andare il 15. È entrato bene in campo. Occhio a questa opportunità per Muschio, è uscito malissimo. Chinnici ha dato le spalle all'attaccante, ma grave errore di Muschio, che a porta vuota ha sprecato l'opportunità di riaprire i giochi. Palla sul secondo palo, occhio a questa botta di testa da parte di Scattarreggia. Romano col sinistro ci mette la manona Branca. Ha fatto un intervento apparentemente scontato, ma che non lo era per nulla, anzi era prevista la tripletta per come era andata questa conclusione. Invece lui ha fatto un buon intervento, posso dire anche il primo del suo match. Adesso altro cross di Romano. Branca con coraggio ad uscire e non ha dovuto neanche prenderla la palla.
Prova ad andare Tomarchio. Gioca all'indietro, conclusione! E altro salvataggio di Branca, che si è fatto preferire in questo secondo tempo. Ancora Giannola, colpo di testa, era tutto solo! Il colpitore di testa che firma il 4-0. Stavolta non è riuscito a tirarla fuori dalla porta. Branca. Colpo di testa di Puleo. E arriva adesso il triplice fischio che dichiara ufficiale il 4-0 rifilato dalla Don Carlo Misilmeri al New Eagles. Debutto horror in questo triangolare per i messinesi, invece riscatto dopo il KO di Sciacca per la formazione di Mister Rizzi.